Voti e percentuali che riguardano i candidati a sindaco di Agrigento hanno già ottenuto il lascia passare. L'ok è arrivato dalla commissione elettorale presieduta da un giudice da giorni al lavoro per le opportune verifiche. Nelle prossime ore al vaglio anche i verbali redatti in sede di scrutinio per decretare l'attribuzione dei seggi, ovviamente di quelli fin qui assegnati, in attesa di ridistribuire poi gli altri attraverso il premio di maggioranza riservato alle liste collegate al nuovo sindaco. Dunque tutto è rimandato all'esito del secondo turno che vedrà di fronte l'uscente Marco Zambuto e Totò Pennica. Per loro già i primi adempimenti. Sabato alle 12 la presentazione degli assessori in tutti i suoi effettivi, che sono 6. Entrambi in prima battuta ne hanno designati 3. Nella giunta Zambuto spazio a Patrizia Pilato, Piero Luparello e Vittorio Messina. Nella giunta di Pennica dentro Daniela Catalano, Paolo Minacori e Carmelo Terrasi. Ma questa prima tappa è in qualche modo subordinata a quella successiva che dovrà essere consumata il giorno dopo, domenica. Parliamo degli apparentamenti. È ovvio che la definizione della squadra di governo passerà attraverso le scelte che gli aspiranti allo scranno più alto di Palazzo dei Giganti faranno. Zambuto, forte del capitale dei voti iniziale, ha fatto intendere di voler andare avanti per la sua strada, mentre sono ore di frenetici incontri per lo staff di Totò Pennica che, costretto a inseguire qualche mossa, la dovrà pur fare e le strategie sono allo studio, anche se viste le dinamiche e gli scenari che hanno caratterizzato la fase preelettorale e disegnato poi le coalizioni, risulta complicato immaginare quali nuove alleanze potrebbero delinearsi. Se Mariella Lobello è scesa in campo è perché PD e MPA e FLI non volevano sedersi assieme al PDL di Alfano, nonostante la stima, l'apprezzamento manifestato apertamente nei confronti di Totò Pennica, candidato proposto dai Polis. Per non parlare poi del caso della prima ora, cioè della proposta Grillo, svanita proprio per questo conclamato principio di incompatibilità fra i partiti. E allora resterebbero a nome e carta, ma la sinistra difficilmente farà alleanza al ballottaggio in questo contesto. Però mai dire mai, in politica tutto può succedere. Queste amministrative ci consegnano diversi spunti di riflessione e soprattutto dei dati di analisi che potrebbero riverberarsi sul terreno delle ventilate elezioni regionali del prossimo autunno. Il responso generale delle urne ci ha detto che i partiti sono in palese difficoltà, specie quelli del centrodestra, che il PDL e la Lega sono in caduta libera, che il Terzo Polo, ammesso che fosse mai stato unito ai test elettorali, è ormai archiviato e che il centro-sinistra, anche se ha tenuto all'onda d'urta del voto di protesta, è sempre più frammentato ed indeciso. Bocciati i partiti dunque, mentre crescono i movimenti civici e territoriali, ma Agrigento va in controtendenza. Qui, dove da sempre scorre nelle vene dei cittadini il sangue centrista e moderato, i partiti riescono ancora a pilotare il consenso e lo dimostrano i numeri. Respinti 2 candidati sindaco che avrebbero dovuto incarnare il voto di protesta, le forze politiche hanno rimarcato la loro predominanza con le dovute differenze tra chi ha avuto un calo come PDL, chi si è affermato come l'UDC e l'MPA, chi si è confermato come il PD e chi ha fatto registrare buone performance come Grande Sud e FLI, pur essendo al battesimo in queste consultazioni. C'è chi sfonda come il movimentista Patto per il Territorio, nato dalla frammentazione partitica, e chi sparisce come Italia dei Valori e Sinistra Radicale, a differenza di Palermo, dove gli elettori l'hanno pensata diversamente. Ma se gli agrigentini hanno premiato i partiti, non certo può dirsi di chi in città li rappresenta, se consideriamo che il voto disgiunto ha penalizzato Pennica e Lobello a vantaggio di Zambuto, che almeno ufficialmente non ha parlamentare alle spalle, e a maggior ragione di Arnone e Carta. Insomma, uno schiaffetto i cittadini lo hanno voluto dare ai deputati agrigentini, di quelli magari che non lasciano il segno, ma che possono restare nella memoria. Uno schiaffo molto più doloroso lo hanno riservato invece a qualche assessore ed a una rilevante quota di consiglieri uscenti, letteralmente cremati dalle urne. La mente degli operatori politici comunque, oltre al ballottaggio, vola verso le future regionali, non tanto lontane, se è vero il condizionale d'obbligo, che Lombardo a breve dovrebbe dimettersi e quindi votare ad ottobre. Quali potrebbero essere le alleanze? Lombardo ha detto che non si ricandiderà e a questo punto l'UDC diventa il perno delle strategie politiche. Certo l'esperienza negativa di Palermo con la debacle di Costa mette seriamente
seriamente a rischio l'ipotesi di un accordo con il PDL Grande Sud anche per le regionali e d'altronde il segretario regionale D'Alia aveva parlato di patto civico esclusivo per il capoluogo. Molti hanno sostenuto che dietro l'intesa vi fosse la promessa di Alfano di candidare proprio D'Alia alla presidenza della regione, poltrona a cui però aspira fortemente anche il Gianfranco Miccichè. E siccome due galli in un pollaio non possono stare, con la ritirata di Lombardo non è sacrilego pensare che l'UDC possa ritornare a flirtare con i centristi del terzo polo, come si chiamerà, e con il PD, sulla scia anche del risultato deludente del centrodestra. E d'altronde l'arte del pendolo, in cui lo scudo crociato si è ormai specializzato, non dà nulla per già definito o scontato. Certo, molto dipende dalle tattiche e dalle alleanze romane, ma la Sicilia spesso ha fatto da apripista per nuovi progetti politici. Crediamo però che subito dopo i ballottaggi, anziché pensare solo alle strategie politiche, sarebbe più utile se si pensasse a dare risposte immediate per fronteggiare una crisi economica diventata opprimente. Altrimenti di astensionismo e di antipolitica ne potremo continuare a parlarne per chissà quanto tempo ancora.